Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, vigilia di Napoli, Torino, e come sempre non c'è stata la conferenza stampa di Calzona, quindi parleremo di una probabile formazione, ma poi andremo a vedere anche, va bene, altre novità, perché si parla dell'allenatore, si parla dello stadio Maradona, si parla addirittura del prossimo DS, cose assurde. Comunque, vi ricordo che il 70% che guarda questi video non è iscritto al canale, quindi non vi costa nulla, iscrivetevi al canale, è gratis. Detto questo, in descrizione poi troverete tutti i vari social, se volete passate anche sul gruppo Telegram, dove troverete molti appassionati del Napoli. Detto questo, allora, come detto, non c'è stata la conferenza stampa, sappiamo che non ci saranno più conferenze stampe, quindi non ci sorprendiamo più, ci sarà solo la conferenza stampa pre Barcellona-Napoli, e quella me la voglio andare a sentire, perché quella la voglio sentire Calzona parlare di calcio, quindi sono molto curioso di sentire il mister. Allora, forse turnover, forse no, secondo me qualcosina ci sarà in vista del Barcellona, quindi andiamo a vedere una probabile formazione con Meret fra i pali, perché ragazzi, Meret, per forza Meret fra i pali. Sulle fasce io ci metto Di Lorenzo, sapete che Di Lorenzo le giocherà tutte, non c'è Mazzocchi che tenga o altre cose, quindi Di Lorenzo, Osticart, Juan Jesus, perché Rachmani non recupera, quindi non ci sarà Rachmani. Quindi io ti dico, Osticart, Juan Jesus, niente Nathan Wayu che è sparito dai radar addirittura, non si sa come mai, forse perché Calzona non lo reputa ancora all'altezza per giocare titolare nel Napoli. Dall'altro lato questa volta io ci metto Mario Rui, non so perché ma ho questa sensazione che possa puntare su Mario Rui e Olivera farlo giocare titolare in Champions League, non lo so, ma ho questa sensazione. A centrocampo c'è un ballottaggio che ora lo andremo a scoprire, Anghissà, Lobotka, e qui c'è il ballottaggio, Zelinski o Traoré. Dicono, e così fanno sapere, che Zelinski dovrebbe essere in vantaggio su Traoré, ragazzi. Quindi il polacco sembra che possa partire titolare, e secondo me potrebbe essere una scelta giusta, perché sappiamo che Zelinski in Champions League non gioca e noi dobbiamo dare riposo a Traoré, visto che le sta giocando quasi tutte da quando il buon Calzona si è seduto sulla panchina del Napoli. Ci sta puntando veramente molto e questa cosa mi piace, ci gusta, ragazzi, questa cosa. Poi naturalmente Traoré veniva da un periodo che non era troppo buono, diciamoci la verità, la malaria e 2 mesi fermo e di qua e di là, quindi facciamogli fare gli ultimi 20 minuti con il Torino, poi se ci dovesse servire, sperando di no, lo butti nella mischia. Poi abbiamo Dentonker, stu Dentonker prima o poi lo vedremo in azione, no? Non solo quegli ultimi 5 minuti, prima o poi lo vedremo Dentonker, ragazzi. Allora, in attacco Politano, che non c'ha niente, quindi è già ritornato a disposizione. Gong e Wayu non si sa che ha, anche oggi personalizzato in campo, non si sa che abbia, quindi staremo a vedere. In attacco quindi Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, ragazzi. Kvaratskhelia che è stato eletto MVP del mese di febbraio dai tifosi del Napoli. E Wayu, sinceramente, se non se lo meritava questo mese Kvara, che ha fatto praticamente tutto isso, si è messo il Napoli sulle spalle, non so a chi doveva andare questo trofeo, forse a Osimhen per i gol fatti, ma voglio meglio a Kvara. Kvara che ha parlato alla gente e non esclude che il prossimo anno Kvara possa rimanere a Napoli, perché ha detto Kvara si potrà muovere solo ad un'offerta irrinunciabile per il Napoli, ovvero 100 milioni, ragazzi. E quindi occhio a Kvara, che tutti lo davano per partente il prossimo anno. A Kvara andrà via con Osimhen se non arrivano le paparelle. Le 100.000 paparelle non si muove. Non si muove. Per 100 milioni, l'ha detto, una cifra intorno ai 100 milioni, il Napoli potrebbe pensare a vendere Kvara. Mi piace il suo agente, perché l'ha sempre detto, a fine anno ci sediamo al tavolo, faremo le trattative per il nuovo contratto di Kvara, di sicuro si spingerà sui 4-5 milioni a stagione, ed è giusto darglieli, perché se ne dai 3,5 a Politano, non ne puoi dare 3 a Kvara, quindi
togliamo subito, a meno che a quel punto Kvara cambia procuratore e dice, ah, boh, vado con cosa, con i procuratori di Politano, di Politano, di Mario Rui e di Lorenzo, che così io sto a posto, parla lui e io aumento sempre di più il rinnovo contrattuale rispetto agli altri giocatori. De Laurentiis, questione Aurelio De Laurentiis, perché si è parlato nelle ultime ore anche del DS o Juve, perché sembrerebbe il Napoli molto intenzionato ad andarsi a prendere il DS dell'Atalanta. Occhio, perché il DS dell'Atalanta lavora bene, lavora benissimo. Basta vedere Lookman, basta vedere anche quegli altri giocatori che ha portato nel corso degli anni a Bergamo, tanti giocatori scoperti, tanti soldi ben spesi, e questo De Laurentiis sapete che ci guarda. E la Juve sarebbe un bel colpo, sarebbe un buon colpo, perché lo sappiamo tutti, Meluso non è da Napoli, diciamoci la verità. Servono gente con i controcoglioni sotto, scusatemi la parola, ma serve gente in questo modo, serve gente che ha denti, va bene, i giocatori, e che tenga compatto il gruppo squadra con la presidenza, l'allenatore e tutto. Il DS funge anche da quello, da tramite, no? Il DS fa anche da tramite per queste cose. Vi ho parlato della questione Diego Armando Maradona, perché sappiamo tutti che ci saranno gli europei in Italia 2032-36, non mi ricordo mai. Comunque il Napoli, lo stadio Diego Armando Maradona è fra gli stadi candidati, e poi ne sarà, perché saranno 5 o 6, ma non mi ricordo quanti stadi, idoneo alla candidatura per portare proprio le partite delle nazionali. Bene così, quindi si va ad un miglioramento dello stadio Diego Armando Maradona. Si parla addirittura di una totale rimozione della pista d'atletica, e dove c'è la pista d'atletica si va a fare una tribunona e un settore distinti tutto insieme, quindi che vanno a scalare tipo stadio olimpico, però senza curve. E questa cosa è senza pista laterale, e sarebbe fighissimo, sarebbe tanta roba, perché facendo così tu guadagni anche di numero di spettatori, naturalmente, perché di sicuro ci entreranno 20.000 persone in più, 10.000 persone in più, quel famoso terzo anello che tu non avevi. A questo punto poi io penso va a migliorare la visibilità di chi guarda la partita sotto, perché ragazzi, se voi andate in curva non vedi niente, ma pure sotto non vedi niente, si vede malissimo, si vede veramente male. Ecco, se noi andiamo a creare questa cosa di togliere la pista, a alzare sopra il livello del campo, come tipo il Barcellona, la curva, o la vai a collegare con la curva che è sopra, io dico che viene fuori una grandissima cosa. Poi dobbiamo vedere, però ecco, il progetto c'è, e poi bisognerà parlare anche del centro d'allenamento, dei campi d'allenamento, perché anche lì De Laurentiis sapete che a Castelvolturno non gli sarà rinnovato il contratto, anzi non vuole rinnovare il contratto e si vuole spostare. Quindi c'è tanta ciccia al fuoco, quello che sta facendo Aurelio De Laurentiis. La gestione rimarrà comunque al comune, poi vedremo se Aurelio De Laurentiis ha intenzione di prendersi lo stadio di Diego Armando Maradona per sé, o dire vabbè, sai che c'è, lo lascio a loro, quel che viene. Però ecco, una gestione di De Laurentiis di qua e di là, addirittura si era parlato di spostare al Napoli o a Bari o a Palermo, scelta non possibile, sinceramente, perché specialmente se vai a Palermo, come fai? Come fai a portare tutti i tifosi? No, è impossibile. Si parla di un ammodernamento dello stadio, però con il Napoli che possa giocare in casa, tipo l'Atalanta, per farvi capire, o la Dacia Arena, che non è più Dacia Arena, non mi ricordo più come, la Fury Arena, come si chiama quella dell'Udinese, tutti questi nomi strani. E quindi tu vai a continuare di giocare, però con i lavori in corso, tipo come l'Italia 90, che giocavano con i lavori in corso e via discorrendo. Comunque, a Juve, l'ho detto, tanta carne arrosto sul fuoco, staremo a vedere. Comunque domani si scende in campo, finalmente si ritorna in campo, subito si ritorna in campo dopo la grande vittoria contro la Juventus. Riusciremo a fare 3 vittorie su 3, un filotto di 3 vittorie quest'anno? Non lo so. Io sono qui ad aspettare insieme a voi, quindi iscrivetevi al canale, sempre e comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you!